Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Buongiorno e ben ritrovati per il consueto appuntamento con il riepilogo di fine giornata dei mercati azionari. Diciamo subito giornata negativa su tutte le principali borse europee. Veniamo nel taglio. Milano meno 1,07%, Parigi meno 0,71%. Madrid, che era rimasta positiva per quasi l'intera giornata, non è riuscito a mantenere il segno positivo, ha fatto segnare in chiusura meno 0,53%. Francoforte, la più pesante, meno 1,24%. Londra meno 0,40%, Zurigo meno 0,71%. Le cose non vanno meglio neppure sui mercati americani. Inizi giornata l'S&P 500 fa segnare un calo dello 0,54%, il Dow Jones lo 0,86% in meno, segno negativo anche per il Nasdaq meno 0,22%. Cambio all'euro-dollaro sostanzialmente fermo attorno a qualche tempo attorno all'1,16. L'oro $4.441 per once in questo momento. Il petrolio è tornato vicino ai $100 al barile, il Brent viene quotato a 97 per l'esattezza. Non fanno piacere certo ai mercati gli ultimi dati economici, le previsioni economiche per il 2026 da parte dell'Ocse, che fa segnare un calo del PIL mondiale previsto nel 2026 dal 3,4% della precedente proiezione alla più 2,88%. È tutto per questa giornata. Buona serata. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzata